Amiche ed amici di Verde a Nord-Est, siamo nel territorio berico per la prima giornata di birrifici aperti, il primo evento promosso dalla Strada dei Birrifici Artigianali della Pedemontana Veneta. 16 birrifici hanno aperto le loro porte ai turisti e ai visitatori per far conoscere le eccellenze del territorio, i metodi di produzione, ma e soprattutto per far degustare le loro birre artigianali. Andiamo a scoprirle insieme. Birrifici aperti per il primo evento della Strada dei Birrifici Artigianali della Pedemontana Veneta. Siamo nel birrificio La Villana e abbiamo qui con noi il titolare Marco Simonetto. Buongiorno Marco, da dove è nata la vostra passione e da quanto producete dell'ottima birra artigianale? Buongiorno a tutti, noi siamo aperti dal 2017. In realtà la nostra passione, la mia passione parte un po' più in là, perché noi comunque come passione ho sempre fatto la birra in casa, quindi parto dall'home brewing per poi aprire nel 2017 a Gran Torto il nostro locale, dove all'inizio c'era il birrificio, quindi tutto quello che vedete qua era a Gran Torto, inserito in una vecchia villa veneta, dove avevamo annessi anche il ristorante e pizzeria. Nel 2020 ci siamo trasferiti in questo spazio a Vicenza, in via Massaria 40, dove abbiamo spostato tutta la nostra produzione e ampliato la nostra potenza produttiva, sia a livello di cantina sia a livello di impianti. Quindi una realtà giovane che però ha all'attivo la produzione di molte birre speciali. Ci racconti che tipologie di birre producete e quali sono le vostre particolarità? Allora, noi produciamo all'incirca una ventina di birre, diciamo che abbiamo una linea classica con tutti i nostri cavalli di battaglia, sono 11 birre in vari formati, e poi stagionalmente e anche in base ai nostri esperimenti o a qualche nuova creazione abbiamo delle birre stagionali fatte con luppolo fresco, altre fatte con il mosto di vino, altre ancora invecchiate in barili di whisky o rum. Diciamo che il nostro fiore all'occhiello sono due birre, la 5 e la Frisco, che sono due fermentazioni ibride, ovvero delle birre che non fermentano né ad alta né a bassa temperatura, ma ad una via intermedia, e non siamo moltissimi in Italia a produrre queste tipologie di birre. Quindi birre classiche e birre particolari che oggi fate assaggiare ai moltissimi visitatori per questo primo evento dedicato alla Strada dei Birrifici Artigianali Pedemontana Veneta. Qual è l'importanza per voi di far parte di questo nuovo e bellissimo progetto? L'importanza è far conoscere le nostre realtà, le nostre piccole realtà, che al momento tantissima gente, anche abitanti qui vicini, non conoscono, quindi questi progetti ci aiutano a crescere, ci aiutano a far conoscere il nostro prodotto, che è un prodotto artigianale, genuino, prodotto ancora con le mani, non con la chimica o con l'industria. E questo progetto, appena ci è stato proposto, noi abbiamo subito aderito, perché in Italia è la prima strada dei birrifici, ma all'estero i turisti comunque sono abituati a questi tipi di progetti, perché esistono già in Inghilterra, in Germania, in Spagna, e quindi anche per la gente che arriva in Italia, in queste nostre zone, è un surplus che diamo a livello qualitativo. Grazie alla Villana e grazie a Marco, e adesso andiamo ad assaggiarle tutte queste birre. Benissimo, grazie a voi. Siamo arrivati al birrificio Ofelia, dove ci aspetta Ilaria Campese dell'Oggi di Pedemontana Veneta e Colli. Buongiorno Ilaria, ti vedo già in buona compagnia di un'ottima birra. Mi sono portata avanti, ma guarda, ne ho già ordinata una anche per te. Ma grazie.
Ma ci racconti che cos'è questo progetto di strada dei birrifici artigianali della Pedemontana Veneta? Un progetto unico in Veneto che ci permette di assaggiare delle birre prodotte da giovani per i giovani. Sì, esatto, la strada dei birrifici della Pedemontana Veneta, come suggerisce il nome, è proprio una strada, un itinerario che comprende 18 birrifici artigianali, ma non solo, anche micro birrifici e agri birrifici della provincia di Vicenza, che hanno deciso di aderire a questa strada, a questo itinerario, mettendosi a disposizione del visitatore con visite guidate agli impianti di produzione, conoscenza delle materie prime utilizzate, della enorme passione che vi è dietro a ogni singola birra del mastro birraio e degustazioni ovviamente di birra artigianale, come vedi che stiamo effettuando in questo momento. Quindi una valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio che il visitatore può venire a scoprire proprio dal vivo, anche tramite prenotazione, seguendo un po' gli orari dei birrifici che aderiscono all'iniziativa. Assolutamente, infatti l'obiettivo della strada è quello di avvicinare il visitatore al territorio non solo mediante le bellezze naturalistiche, culturali e quant'altro, ma anche conoscendo le realtà locali e quelli che sono i prodotti, le eccellenze enogastronomiche. Vi sono molti eventi, vi sono diverse iniziative che ogni birrificio organizza, infatti ti consiglio di andare a consultare le pagine social di ogni birrificio perché sono sicura che ogni settimana troverai qualche attività da fare, insomma, da frequentare. Un progetto partito da poco che però so che ha dei grandi obiettivi per il futuro. Quali sono? Sì, esatto, infatti attualmente la strada dei birrifici della Pedemontana Veneta comprende appunto realtà del Vicentino, ma abbiamo già avuto numerose richieste di altri birrifici di aderire alla strada e in futuro stiamo già lavorando per poterci poi espandere alle province vicine e speriamo, insomma, a tutte le province della regione Veneto. Birrificio artigianale Ofelia per una birra senza compromessi. Siamo qui con Edoardo che ci racconta quando è nato questo birrificio e perché la vostra birra è senza compromessi. Buongiorno Edoardo. Buongiorno. Sì, il birrificio Ofelia nasce da un'idea di Lisa Freschi e Andrea Signorini. Ormai sono circa 10 anni. Con la voglia, insomma, di creare questo prodotto artigianale con componenti del territorio. È partita quasi un po' per scherzo come prova e invece ha avuto parecchio successo e c'è stata molta risposta, insomma. Si sono ingranditi negli ultimi 4 anni prendendo questo stabile, nel senso trasferendosi qui con un impianto più grande e anche la produzione si è ingrandita. No, scusa, ma perché io so che avete una meravigliosa particolarità, avete ricevuto la prima chiocciolina del Veneto. Di che cosa si tratta? Allora, praticamente la chiocciola Slow Food è un riconoscimento totale, diciamo, di quello che sono sulla guida Slow Food i birrifici in questo caso, che hanno una completezza tra diversità di birre e complessità con ingredienti appunto del territorio. Ofelia è stata il primo birrificio in Veneto ad averla un paio d'anni fa e la cosa più bella è che ce l'hanno anche, come si dice, confermata dopo, abbiamo già ricevuto la seconda nuovamente. Complimenti, ma quali birre producete e di quanti tipi? Allora, abbiamo una ventina di birra che produciamo, poi dopo ci sono le one shot, sono un'unica uscita, o se no a catalogo più o meno sì una ventina, però sono, come si dice, sono anche stagionali, quindi non si trovano magari contemporaneamente tutte, però si variano appunto. Ne vedi qualche esempio qui alle spalle, insomma. E quindi un motivo in più per venirvi a trovare in più periodi dell'anno. E oggi, primo giorno di birrifici aperti, volevo chiederti l'importanza di far parte di questo progetto della strada dei birrifici artigianali della Pedemontana Veneta. Beh, Lisa e Andrea hanno ritenuto che fosse molto importante proprio per far conoscere il birrificio, che è una cosa importante, insomma, del territorio, con i suoi prodotti e con le sue birre, che annessi anche prodotti del territorio come il farro spelta per fare la nostra blanche. E sì, è giusto, insomma, farsi conoscere. Non so come si può dire. No, certamente. E adesso andiamo ad assaggiare questa birra senza compromessi.
birrificio artigianale Lucky Brews. Oltre a delle birre deliziose e buonissime, tantissima attenzione all'ambiente e alla sostenibilità. Abbiamo qui con noi Davide Crudo che ci racconterà quando è nata questa meravigliosa realtà e qual è la loro filosofia di produzione. Buongiorno Davide. Buongiorno. Noi siamo nati nel 2012 come beer firm, quindi ci appoggiavamo ad altri birrifici per produrre le nostre birre. Poi dopo qualche anno di gavetta e di studio siamo riusciti ad aprire il nostro spazio produttivo al 17 dicembre 2016, abbiamo fatto una bella inaugurazione e da lì abbiamo incominciato a produrre le nostre tipologie di birra. Noi facciamo birre di matrice anglosassone e americana. E da qualche anno, dopo tanti studi, abbiamo cominciato a dedicarci anche alle birre a bassa fermentazione come le Bavarian Helles. La settimana scorsa ho preso anche una medaglia d'oro a Birre d'Italia, siamo molto contenti di questo. Ci teniamo particolarmente all'ecosostenibilità, quindi le nostre birre ad oggi sono in lattina e cerchiamo di alzare il più possibile la nostra percentuale di green in azienda, quindi investendo nell'energia con pannelli solari. Nel futuro saremo pronti anche a fare una bellissima presentazione proprio su questo argomento. Quindi artigianalità, attenzione all'ambiente e adesso fate parte anche della strada dei birrifici artigianali della Pedemontana Veneta. Cosa significa per voi essere entrati a far parte di questo ambizioso progetto? In primis la prima cosa che mi viene in mente è sicuramente far parte di un circuito di persone appassionate che vogliono sicuramente portare alla luce tutto lo studio e la dedizione che dedicano al territorio, valorizzandolo proprio con i propri prodotti. Il bello della birra artigianale è che riesce ad utilizzare tantissimi prodotti del territorio stagionali, quindi nella Pedemontana Veneta l'associazione riesce a dar modo a piccole realtà, medie realtà o grandi realtà proprio di spiegare, di raccontare la propria filosofia legata al territorio, legata ai prodotti genuini e appunto all'ecosostenibilità. E adesso allora andiamo ad assaggiarle queste birre ecosostenibili.